Pagare affitto, loro pagare bollette, tutto cose loro paghiamo. Come si pagare che una persona 500 euro un mese guadagna? Come funziona questa vita? Nadim fa il rider dal 2020, un lavoro che spesso ti mette a dura prova e troppo spesso ti fa arrivare senza soldi a fine mese. Una situazione fragile che si aggrava ancora di più con lo stop imposto dal presidente Alberto Stefani per l'emergenza caldo. L'ordinanza vieta infatti l'attività tra le 12:30 e le 16 e questo vuol dire meno guadagni. Per questo i rider di Glovo e Deliveroo in Veneto hanno incrociato le braccia per chiedere più garanzie economiche durante gli stop imposti dall'ordinanza regionale. Nidil CGL e CGL Veneto hanno organizzato un presidio in piazza Antenore a Padova. Al centro della protesta l'assenza di un sostegno al reddito per i lavoratori costretti a fermarsi nelle ore più calde. Secondo il sindacato, la misura tutela la salute ma lascia i rider, spesso in partita IVA o occasionali, senza entrate. Nidil CGL chiede quindi un fondo finanziato dalle piattaforme e un intervento della regione con ristori economici. Il problema di questi lavoratori, a differenza per esempio di quelli dei cantieri, è che non sono lavoratori dipendenti, non vengono considerati lavoratori dipendenti e quindi non hanno la cassa integrazione, non hanno nessun tipo di ristoro, per cui il blocco diventa direttamente una mancanza di reddito per dei lavoratori che già hanno un reddito molto basso e condizioni di lavoro complicate, difficili e faticose. Durante la mobilitazione i sindacati hanno avuto l'occasione di confrontarsi con il viceprefetto. Cosa abbiamo ottenuto nell'immediato? Nulla, ma perché? Perché non abbiamo ottenuto nulla? Perché è una situazione che ormai esiste, la crisi climatica, peccato che ogni anno noi pensiamo che sia eccezionale e ogni anno aspettiamo quei 2 o 3 giorni di caldo. Questo è stato il primo anno in cui il caldo è durato un mese, l'anno prossimo sarà probabilmente uguale, quindi è un problema strutturale. Quello che i rider stanno facendo adesso è spingere l'opinione pubblica italiana a ragionare su crisi climatica, lavoro, sostenibilità, non solo per loro ma per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti. Per la categoria la sfida è quindi trovare un equilibrio tra diritto alla salute e tutela del reddito, perché nessun lavoratore debba pagare il prezzo di un'emergenza climatica. Era bello considerarli gli angeli quando durante il 2020 avevamo tutti bisogno delle loro consegne, ma adesso vengono considerati la parte di dietro di un sistema che praticamente li sfrutta sostanzialmente e basta.